Voleva i soldi sempre di più e se non li otteneva aggrediva e picchiava i genitori. Una situazione di violenza domestica che ha costretto una mamma ed un papà, barricati in camera da letto, terrorizzati dal figlio di 20 anni, a chiedere aiuto ai carabinieri. È accaduto a Vittorio Veneto. Per il giovane sono scattate le manette, l'arresto è stato convalidato ed il giovane rimarrà in carcere. Il ragazzo da qualche tempo era aggressivo, minacciava la famiglia, nessun problema di alcol né di droga, un rapporto, quello tra il ventenne ed i genitori, che si è incrinato tanto da rendere impossibile la convivenza, una vicenda conosciuta anche ai servizi sociali. La situazione la conoscevamo, è una situazione molto difficile, ripeto, da parte del ragazzo e cerchiamo per quanto possibile di essere vicino sia alla famiglia che al ragazzo stesso. Il ragazzo fino a qualche mese fa era in cura presso il centro di salute mentale, poi aveva chiesto e ottenuto di essere volontariamente dimesso e privo del supporto psicologico e soprattutto dei farmaci la sua rabbia è tornata ad esplodere, a scatenare l'ennesima lite, la pretesa di avere i soldi per comprarsi le sigarette. I genitori avevano pensato di accontentarlo dandogli 20 euro a settimana, una somma però che lui terminava già il mercoledì tornando a chiedere ai genitori altro denaro. La situazione è degenerata sabato scorso. L'intervento dei carabinieri di Vittorio Veneto ha messo fine a questo calvario quando il giovane ha visto i militari ha opposto resistenza. Portato in carcere a Santa Bona per maltrattamenti e resistenza pubblica ufficiale, è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Il giudice ha disposto che rimarrà in carcere fino a quando non sarà trovata una comunità disposta ad accoglierlo e in cui possa andare ai domiciliari. Molti sono i giovani con gravi disagi, un fenomeno preoccupante. Queste situazioni accadono sempre più spesso e questo ci deve far riflettere su cosa fare per la nostra società, no? Quindi deve esserci una collaborazione, ripeto, da parte delle istituzioni, delle politiche sociali, delle forze dell'ordine. Il pensiero, ha spiegato il sindaco, va alla famiglia che si è trovata a vivere un incubo.